sarebbe troppo facile infierire su questo Milan. Io mi sto zitto perché la prossima ce l'hanno con il Napoli, ci apriranno il culo come sempre. Però tu stasera sei stato umiliato da uno dei Paris Saint-Germain più scandalosi degli ultimi anni. Questo vi meritate. Cantate ancora Napoli colera, cantate ancora contro Napoli fuori lo stadio, ve l'hanno messo nel culo, così, senza vasellina, così, pam pam pam. Vabbè, subito, pam pam pam. Che è successo? Milanisti, che è successo? Il piolismo, siamo la squadra più forte d'Italia, siamo... Hai sfottuto noi che abbiamo perso con il Real Madrid è scarsissimo. Cazzo, Paris Saint Germain è forte. Vedi, il karma gira, ruota, fa giri immensi, ma poi ritorna sempre, caro milanista. Vedi come ritorna il karma? E sfottuto Napoli contro Real Madrid, e mo la piende e pack, pam pam pam, e state accorto. Milanista, stai attento, che la qualificazione... state accorto che deve fare l'Europa League quest'anno, occhio, occhio a te, caro milanista. Comunque, 3-0 ci può stare come non ci può stare, un gol forse lo meritavate, un gol, però voglio, questo è calcio, questa è la Champions League. Tu appena lasciato la minima occasione a Mbappé, t'ha chiavato a culo. Voglio, non c'è legge, con Mbappé non si scappa, voglio, con Mbappé non scappa. Ve l'ha messo subito, ve l'ha pizzato subito nelle pacche. E poi vabbè, il secondo tempo, potevano fare 3 o 4 gol, secondo me. Il primo tempo è equilibratissimo, però potevano fare 5-6 gol, no 5 dai, mo' esagerato, 6 gol, ma se finiva 4-0 non avevano rubato niente, alla fine si sono messi a giocare davanti all'area di rigore proprio a sfottervi, io è lì che sarei andato in... avrei staccato la testa di Pierperone e papà Mbappé. Comunque, la qualificazione mo non è complicatissima, avete 2 partite in casa se non sbaglio, quindi potete ancora passare, cioè fate come il Napoli, potete passare tranquillamente, Poi se non vincete con Borussia in casa, il Newcastle fuori, cazzo però avete il calendario difficile, quindi occhio, non è del tutto scontato questo passaggio del turno,